questo titolo, Perda. Come mai abbiamo pensato a questa parola? Abbiamo appunto fatto una riflessione che ci sono, come è stato plurimamente detto anche prima, ci sono molte similitudini fra noi e i palestinesi, al di là degli ulivi, al di là appunto dei paesaggi, ce ne sono, e una di queste era questo concetto di perda che ci sembrava giusto sottolineare, che viene richiamata spesso nella storia, che descrive un po' il carattere molto spesso nostro, che però è diventata un simbolo di ribellione durante la prima intifada e continua ad esserlo, quindi anche nell'ordine del giorno c'è scritto pietre contro pallottole, e quindi da questo concetto di comunanza ci sembrava bello intitolare questa mostra, che vuole essere un incontro insomma fra la Palestina e i gavesi in particolare. Grazie. Qualcuno vuole fare domande? Ho bisogno di chiarimenti rispetto a questa cosa? Una cosa velocissima, che mi preme salutare una persona che oggi non c'è, che è Maria Giovanna Piras, perché pochi giorni fa stavamo riparlando dei primi anni 90 e dell'associazione Amicizia Sardegna-Palestina, che coinvolgeva oltre alle associazioni di Gavoi, l'ALCI di Gavoi, l'associazione di Gavoi, con il supporto delle amministrazioni, anche le associazioni dei paesi del circondario e le amministrazioni dei paesi del circondario, che nei primi 90 fece tantissime iniziative per solidarietà nei confronti del popolo palestinese, per costruire 2 asili, se non sbaglio, in Palestina. Pochi giorni fa, frugando dopo questa chiacchierata con Maria Giovanna, ho trovato le tessere in bianco dell'associazione. È stato piacevole, poi le abbiamo condivise come adesso si fa su WhatsApp in giro con lei, insomma è stato un bel momento e mi sarebbe piaciuto che ci fosse, anche se oggi non può essere qui. Una cosa invece politica, mi preme dirla. Ieri ce ne siamo andati a letto arrabbiatissimi dopo il film che abbiamo visto. Oggi, dopo le parole di Fausi e le descrizioni di Mariangela, ovviamente la rabbia sale. Noi dobbiamo invece riuscire a non essere così arrabbiati, perché evidentemente l'oppressione, l'occupazione, le violenze, i soprusi generano rabbia e generano risposte rabbiose, e dobbiamo immaginare quanto sia difficile per i palestinesi non rispondere in modo violentissimo. Noi dobbiamo invece riuscire a razionalizzare tutta questa cosa, ad essere empatici con loro, però a trovare momenti come questo che portino consapevolezza, coscientizzazione, ma che cerchino nuove strade. E infatti mi fa piacere che nel dispositivo dell'ordine del giorno si rimarchi più volte la ricerca di strade diverse di pace e di pacificazione. Evidentemente non è una pacificazione senza il rispetto della giustizia internazionale, è una pacificazione che passa e può passare esclusivamente dal rispetto della giustizia internazionale, che si è espressa in modo netto. Ma noi dobbiamo trovare vie dialettiche perché questo avvenga, e la pressione popolare, la pressione da consumatori, la pressione da politici, come ogni cittadino può essere, è la base per arrivare ad ottenere risultati anche nei confronti degli stati. In questo la pressione del consumatore, la pressione del cittadino ha funzionato con molte multinazionali, può funzionare anche con gli stati. Noi dobbiamo sapere cosa compriamo, dove spendiamo e che cosa facciamo quotidianamente, perché ogni nostra azione comunque è un briciolo di azione politica che apre o chiude cancelli, apre o chiude tornelli, solleva o abbatte muri. Grazie.
Grazie a tutti, grazie di essere presenti e di aver partecipato a questa mattina.